Mercoledì 16 agosto, Santo Stefano, re d'Ungheria. È il 228° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 137 al termine. Il sole sorge alle 6:12, tramonta alle 20:17, la luna si leva alle 5:53, tramonta alle 20:42. Chioggia, stretta d'assedio dalla flotta genovese, che ha già conquistato Grado, Caorle e Pellestrina, è costretta a capitolare. La città viene messa a sacco e data alle fiamme. L'ammiraglio Pietro Doria, comandante dei genovesi, dichiara alteramente: Venezia è senza speranze. Presto metterò le briglie ai cavalli di San Marco. È il momento più grave della guerra di Chioggia. Le previsioni per domani: cielo in pianura da sereno a poco nuvoloso, in montagna dapprima sereno poco nuvoloso e poi tempo un po' variabile con spazi di sereno alternati ad alcuni addensamenti nuvolosi. Possibilità di alcuni piovaschi o brevi rovesci anche temporaleschi nella seconda parte della giornata, più che altro sulle zone montane. Le temperature in montagna aumenteranno un po' riguardo ai valori massimi, per il resto subiranno contenute variazioni di carattere locale.